Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti cari amici, oggi abbiamo un ospite d'onore, niente meno che il grande maestro armeno Karen Grigorian. E vediamo qui, ciao Karen. Ciao Andrea. Come stai? Bien, tu? Sto bene, sono in grande compagnia. Karen Grigorian con un elo di 2700 FIDE Blitz. Adesso l'elo a tempo lungo è soltanto 2621. What was your maximum rating here? Standard rating. My maximum standard rating was 2666. Il massimo elo FIDE di Karen nell'elo classico è stato 2666. Un giocatore top 100 dell'elite mondiale. Adesso tra l'altro andiamo a vedere un attimo per capire chi abbiamo davanti. Andiamo a vedere la classifica mondiale dell'Elo Blitz a gennaio 2023. Vediamo, inizia a Firugia 2900, non lo sapevo, scendiamo, numero 30 al mondo Karen Grigorian, e abbiamo l'onore di averlo qui, anch'io sono emozionato. Quindi adesso Karen ci darà una dimostrazione della sua forza Blitz giocando alcune partite. Are you ready to play some games? Sure. On chess.com? Yes. That's great. So let's go and crush some opponents. Okay. So here, this is Karen Grigorian profile, and we will. Questo è il profilo di Karen Grigorian e adesso lo osserveremo con ammirazione. Anch'io lo osserverò e alla fine della partita, ma eventualmente se ci saranno dei dubbi, se avrò dei dubbi, potrò fargli delle domande nell'analisi, no? Maybe at the end of the game I will ask you some question in the analysis. A quanto tempo vuoi giocare? Which time you want to play? 3 minutes? 3 plus 2? 3, let's try 3. 3 minutes. Let's play. Play? And let's try. So here, 3 or 3 plus 2 maybe? Okay, 3. 3 minutes. 3 minutes. Let's go. Let's go. Ok. Now you are black. Adesso Karen ha il nero contro un 2791. Karen gioca la siciliana. Che siciliana giocherà, il dragone o la knight? Il dragone, la variante del dragone. Can you tell me the flag of your opponent? I think he's from Egypt. Dell'Egitto dice. Iraq, No, dell'Iraq. Iraq. Ah, yeah. Sei mai stato in Iraq? Have you ever been to Iraq? No, in Iraq no, but I have been in Iran. In Iran? Iran's neighbor country. So, come si chiama questa apertura? What is the name? Dragadorf, they say. Yeah, Dragadorf. This is something between. Yeah, this is something similar to Najdorf, but it's not exactly Najdorf. Also, it's not exactly dragon. So I think I can take this knight, and then after that bishop b7. Probably the pawn is. I don't know Weak. how is. I don't know, you are the boss. Yeah. It's hard. Also, the pawn is hanging. This is difficult for him to It's not easy at all. Quindi Karen dice che il pedone in d5 del suo avversario è debole, che non sarà facile per il suo avversario difenderlo. Looks Ok. Take or here, then take. I don't know, I don't want to suggest bad moves. Non voglio dare suggerimenti cattivi. Qualunque cosa io dica sicuramente sarà peggio di ciò che pensa Karen.
Listen, do you think a player with this rating is can Iraq. be also an amateur or he should be always a title player? Uh, Sto chiedendo a Karen se un giocatore con questo elo può essere un amatore che non ha titoli in tornei e gioca soltanto online, oppure se deve essere per forza un giocatore titolato. Probably should be a title player. At least which At least with a master. perlomeno maestro FIDE secondo Karen. I think at least with a master because without title player it's difficult to have 2800 rating. So, but also can be without title because he Wow. gets all his pieces. Are you afraid? Afraid? No. I have knight on e5, bishop on g7. So Per esempio, in questa situazione avrei paura di questo attacco. Karen dice che non ha paura perché dice che ha l'alfiere in G7 e il cavallo in E5 che difendono bene il suo re. there are many pieces. Ci sono tanti pezzi in difesa, quindi Karen non ha paura dell'apertura della colonna H. Wow! Seems safe. I don't know, but seems safe. So if I take the bishop, he takes my bishop. I take check and queen, then I take this. So let's just take this. Wow! Then check and queen. Quindi una mossa intermedia, un intermediate move. Ah yeah, and check. And Wow. So take. And then rook h8, and so black is upper rook. Wow! Quindi Karen ha parato questo attacco spaventoso come se nulla fosse, non gli fanno neanche un graffio. So looks winning. Just rook here. Wow! So you never was afraid. You said immediately that this attack leads nowhere. No. Wow! No, because he doesn't have enough pieces before to make some attack. But maybe less strong player would believe that they can be checkmated. Yeah. Wow! Now 2,830 rating points. Now you play with white. Let's try to CD4, knight d4. Now he will play the Svesnikov Sicilian. Il nero gioca la siciliana Svesnikov, che l'ha giocata Magnus Carlsen anche per un periodo. 6 cavallo 3 b5, cavallo d5. Is it theory still? Yes. Yes, it's a theory. C3. Why you play c3? C3 because knight needs to then- go back. Yeah, then Il cavallo fuori al bordi della scacchiera non va bene. Ok, adesso Karen vuole sviluppare l'alfiere in fianchetto. because we have light square And bishop. why h4? Because you want the bishop to decide the diagonal. Yeah, bishop to decide the Ah, diagonal. quindi adesso vuole togliere al nero la coppia degli alfieri. Also, this is typical because if he plays g6 and after that. Wow, una finezza anziché cambiare subito, Now let's take, anzi no, non vuole cambiare. take bishop back. Take, Wow. no, I shouldn't take. My idea is to play h5. Let's take. Wow, una manovra magistrale, l'alfiere è andato in F5, è tornato in H3 per provocare H5. Wow, questo giocatore 2783 e Karen vince un momento 2758 punti elo. E Adesso he blundered. vediamo. So gli diamo ok, so the last game with him, then if 3-0 we will search another opponent okay. after this. Maybe, yeah, no, he blundered. He blundered his queen in previous game. Just Ok. Gli sta dando l'opportunità di rifarsi, no? Perché ha fatto degli errori. Again, let's try. di again. nuovo. It works. Wow. If the opening works against the same person, so it's better to try again. Allora, perché cambiare una strategia che ha appena funzionato? Ragazzi, di nuovo vi ricordo, stiamo guardando il 30° giocatore al mondo che sta giocando Blitz, cioè questa è un'opportunità unica e ci sta commentando le sue partite. È la stessa, is the same. He tries the same position, so if he likes it, okay. Wow. So he changed his Wow. move, yeah, but anyway, Novità teorica. yeah, yeah, he changed novelty, but yeah, but H5. Io avrei moltissima paura. I'm extremely afraid now.
Yeah, but it looks safe because the knight is only 5. So. Safe, Karen dice che sembra sicuro. Io avrei una paura incredibile. Wow, G5. He wants to push H6 and then H6. And then closes on. Karen non ha paura di nulla, vediamo. Let's do this for having some space for the king to escape whenever I need. Ok, profilassi. Il re potrebbe scappare. Vi ricordo la serie di video sulla fuga del re che abbiamo fatto precedentemente. Wow, torre 8, un sangue freddo incredibile. And so queen f4, so c2 pawn can be under attack, so let's just go for that here. Do you prefer to attack or defend? Of course attack, because when you defend you cannot lose, but when you attack... But but I think your style is a universal style. Yeah. You are good in all. More or less. Fai bene tutto. Now the pawn is hanging. Wow. Quindi sembrava che l'attacco del bianco fosse vincente, invece Karen ha preso l'iniziativa, no? It seems that his attack was winning, but now you seized the initiative and you are playing for a win. Because knight Wow. e5, because e5 knight. So this knight is dominating the center of the board. Wow, B4. And then takes. Wow. Then now some secret. Really? Yeah, let's do this. Wow. Un attacco raggi X, un X-ray attack. Donna H4. He defends, but okay, so if I take that, his king is too weak. Yes, so let's just take. Wait, you calculate all or it's just intuition? No, just intuition. So because Wow! here. Quindi Karen sacrifica la qualità solo per intuizione. And how you know that this attack will not work? Because of bishop. Because of bishop on G7. Wow! Incredibile il potere del difensivo aggressivo dell'alfiere in fianchetto. Just one check. Yeah, just check, and the bishop is on G7. He wants to take this. Okay. Wow! So we can, Minacciava il cavallo. here and defend. Difendi il cavallo. How do you assess the position? I think black is better because if I don't blunder anything, so now I have to try. So I want to take king out, but I cannot because the bishop is hanging. If I move the bishop, it's checkmate. So if I do this, then check. So I have to somehow, or I cannot trade queens. Also, I cannot. Okay, check, take pawn. What do I am not? Wow! Check, take. A pawn is a pawn, right? Yeah, it's simple. Quindi anche Karen pensa che un pedone è un pedone, non sapeva cosa fare e prende il pedone in G5. Fantastico. Now, Bring knight to the center. and why you didn't take the pawn on C3? Checkmate. A poison pawn. Yeah, but that's checkmate. Un pedone avvelenato, Karen l'ha visto, molto bene. So take. So here there is nothing. Just a bishop h6. Wow! Yeah. So battery. It's time to cash, no? Time to crash because his position is. Wow! Matto! Ok, adesso Karen ha raggiunto un elo di 2881 contro lo stesso avversario. La prossima volta cercheremo altri avversari e saremo ancora in compagnia di questo grandissimo campione. Alla prossima, ragazzi!